L'accoltellatore di Piazza Matteotti a Vicenza oggi ha un nome e un volto. Ha 17 anni, italiano di seconda generazione. Fine, di più non si può dire perché è un minorenne. Tutto succede la notte di sabato 14 dicembre 2024 vicino a un locale frequentato da tanti ragazzi. Verso mezzanotte il giovane malintenzionato si avvicina a un gruppo e chiede di fare un tiro con la sigaretta elettronica, ma poi non la restituisce e si allontana, seguito dal proprietario della sigaretta. La ricostruzione della polizia locale è molto precisa. Il ragazzo a cui era stata sottratta prova a seguirlo per rientrarne in possesso, ma, viene praticamente allontanato. Quindi lui desiste, intimorito forse che possa, succedere qualcosa e torna dai suoi amici. Ma mentre sta per fare ciò, viene improvvisamente raggiunto alle spalle ed accoltellato da questo giovane che risulterà essere un minorenne residente in città. Una coltellata alla schiena, il giovane aggressore poi si allontana, gli agenti acquisiscono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e dopo qualche mese di indagine individuano l'autore dell'aggressione. L'accoltellatore è già noto alle forze dell'ordine anche perché è lo stesso che qualche mese dopo, a febbraio di quest'anno, si rende protagonista di un altro episodio. A febbraio il ragazzo, sta facendo una bravata con una bicicletta su cui si trovava, viene richiamato da alcuni passanti per quello che stava facendo, ma lui reagisce a questa osservazione dei passanti e scaglia praticamente il cavalletto della bicicletta contro la vetrina di un'attività dove erano entrate queste persone. Dopodiché all'intervento della nostra pattuglia, viene accompagnato all'interno perché non aveva alcun documento e una volta all'interno del comando ha reagito in modo sproporzionato alla nostra identificazione. Si è scagliato contro un agente, ha, praticamente danneggiato anche un'autovettura che era qui in parcheggio e quindi è stato identificato anche in quell'occasione e denunciato sempre alla procura dei minori. Il 17enne, riconosciuto responsabile dell'accoltellamento, è stato indagato per il reato di lesioni aggravate e segnalato alla Procura dei minori di Venezia. C'è una grande attenzione a quello che succede tra i ragazzi più giovani, tra i minori in città. Abbiamo visto quello che è capitato in tante altre città italiane, penso ad esempio al fatto gravissimo a Treviso che ha portato addirittura all'accoltellamento, alla morte di un ragazzo e quindi dobbiamo stare attentissimi a quello che capita alle più giovani generazioni per evitare appunto che la situazione possa essere più grave e scappare di mano.